perché la crosta ci pulisce i denti e la mollica pulisce il palato. Non è una banalità questa cosa, è una cosa che non viene mai calcolata, però è una cosa reale. Allora, qui abbiamo 3 tipi di pane, 2 sono pani fatti con il lievito madre, mentre qui abbiamo una varietà di pane comune, cioè varie forme con l'impasto comune. Questa per esempio è la cioppa padovana, questa è la mantovana grande, la mantovana piccola, il corno. Queste sono le 2 forme caratteristiche della provincia di Padova. La madre si ricava da una qualsiasi cosa che fermenta, può essere uno yogurt, una mela, come lo sterco di vacca, da qualsiasi cosa che ha una carica batterica. Una peculiarità del lievito madre è che trattiene l'umidità e mi allunga la shelf life del prodotto. Se sentiamo il profumo, ha un profumo che è ancora meraviglioso. Se oggi siamo qui e siamo quello che siamo, è perché qualcuno prima di noi ha fatto qualcosa e ha portato avanti qualcosa con il sudore nella fronte, e noi abbiamo il dovere di portare avanti e di continuare a portare avanti questa cosa qui, perché non possiamo dimenticarci delle nostre tradizioni, perché sono cose che ci legano al passato ma ci fanno fare un salto nel futuro per i nostri figli. Ci vediamo a luglio al Festival della Cucina Veneta.